Ciao Ciccio. Ciao Alberto. Allora Ciccio, cosa ne pensi delle donne bugiarde? Le donne bugiarde ce ne sono molte, perché quando che tu dici la verità e la donna nasconde cose non è bello, perché vuol dire che è bugiarda. Non mi piace quando è bugiarda così, non mi piace, essere sincera, se uno sa pigliare uno, essere sincera, non bugiarda, falsa. Comunque cerca sempre soldi. Tu comunque hai avuto brutte esperienze per quanto riguarda Sì, il bugiardismo, no? sì, molto, perché lo posso dire altamente, avevo una compagna e i soldi me ne mangiava a casa, lo voglio dire, non mi vergogno a dirlo, soldi me ne mangiava a palate. E se la proprietà di mia, della mia famiglia, di mio padre, di mia madre, dei miei figli non sapeva più niente di clappava assieme, non sapeva più niente di nessuno. Dei figli per la tua, so come fare, sono i tuoi figli, non voglio sapere più niente, non ne faccio più, non mi interessa più niente, è tutto qua. Allora ci siamo a spiegare con i miei figli, e io infatti sono andato al giudice, mi sono spiegato tutte le cose. E allora quando prima ne porto un po' a Campobello, c'è un operatore che una volta al mese, una volta a 15 giorni, e quando vengo i miei figli non ci faccio mancare niente, perché lei faceva sempre a fumare sigarette, tabacco, caffè, telefonino, mi faceva danno, quanti anni fece danno? Che mi distruì la casa, mi ha abbandonato, senza io non ci ho fatto niente della mia vita, lei lo sa, se ne con un altro pezzo schifoso, che con male manco un centesimo questa persona, che è brutto, l'aria è peggio di me, io mi sento bello, ma però bisogna meglio dirlo. Questa persona qui ho visto che l'ho visto dal cellulare, è più brutto di me, che fa schifo dell'umanità, a cupiglia. Lascia lo chiumo per loro, lascia lo chiumo per loro, lascia, che c'è pure la canzone, ha lasciato lo chiumo per loro, na. Va bene, ascoltami, un'altra cosa riguardo alla tua esperienza, esatto, cosa ti senti di consigliare a tutti quegli uomini che hanno a che fare con donne bugiarde? Mettersi con certe donne bugiarde non è buono, perché perché senti vedete poi in giro cose, perché certe uno pare che sono sincere, mentre non sono sincere, sono bugiarde, false, non lo so. Ci piace, certe donne ci piace pigliare in giro le mascole. Mentre se le mascole pigliamo in giro, ci bruciano poi, ci fa troppo pigliare in giro. Perché la prima cosa sapere sempre la verità. Ma aspetta, io ti dico la verità, tu mi dici bugiarderia, no, non è bello, a essere sincero. Perché quando dici una menzogna, perché vuoi una galla la menzogneria che dice, no? Giusto? Perché la prima dopo galla se tu mi dici la verità o meno. Anche io se ne oggi e domani la cosa si viene a scoprire lo stesso. È inutile che tu mi dici una cosa per ora. Come la mia compagna. E lo voglio dire apertamente, che è la verità. Ognuno sa che fece, mi uscite dalla casa che aveva chiesto al dottore, ha scritto una ricetta. E mentre non era veramente, e allunga la strada. Io chiamavo verso la reversa, l'altra volta che parlavo con il cellulare, ella mi ha detto la bugia che non è vero che parlava con il dottore. Dice, ma come parlavo con te? No, il dottore mi scudava la rete. Mentre io poi sono andato al dottore, il dottore mi disse non è vero. C'è stato la tua compagna con cui parlavo al telefono. Che era mentre era quell'altra persona che si contattava su Facebook e su WhatsApp. E io lo scoprivo. È giusto quello che ha fatto la Patricia mia. Che io ci ha fatto mai non manca niente, e non lo so, e se ne va a pensare quando capelli non lunghi, su 4 fila i capelli che lunghi, ti giuti, non so come l'avete giuti a Camora, se ne va a pensare quando capelli non in testa a come l'avete combinata. Non si fanno queste cose, perché se tu mi vuoi allora, perché mi pigliasti allora? Mi pigliasti cioè, per approfittare di noi mia e della mia famiglia, di mio padre con Gesù, e mi dice, ma lo so pure valore. Io per gli altri non dico, anzi davvero una persona che aveva essere, mentre ora no, tu sei falsa e bugiarda sei. E quando andiamo così, io proprio dopo tu giuppeghe, stai attento, giuppeghe, non ne fai strada lunga, perché io ti divento lo naso come un Pinocchio, se tu dici bugie, a dire la verità non a dire bugie tu. E tutto qua. Io voglio bene a tutte, e ciao ciao. Oh yeah!